Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi parleremo di una donna del XVII secolo che sapeva il greco, il latino, l'ebraico, la matematica e la musica e che nonostante tutto dovette combattere per ottenere ciò che meritava. Una vita tra i libri e la fede, in una Venezia che ammirava la sua intelligenza ma faceva fatica ad accettarla davvero. Ma come può una bambina crescere tra i libri in un mondo che non vuole vederla studiare? E perché, quando arriva il momento di ricevere ciò che merita, qualcuno cerca di fermarla? Questa è la storia di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, una veneziana del Seicento che aprì una porta che sembrava impossibile da aprire. La nostra storia inizia a Venezia, nel 1646, in una delle famiglie più antiche e potenti della città. Giovanni Battista Cornaro era un uomo di grande influenza, un nobile della Repubblica di Venezia, con un nome che portava secoli di storia. Ma la sua vita nascondeva una contraddizione. I suoi figli erano nati da Zanetta Boni, una donna di origini semplici, lontana dal mondo dei palazzi e dei canali dorati. Quando Elena nacque, il 5 giugno di quell'anno, era la quinta di 7 fratelli e il suo futuro sembrava già scritto dalle regole rigide di una società che non lasciava molto spazio alle domande. Giovanni Battista amava i suoi figli, ma sapeva anche che il nome Cornaro aveva perso parte del suo splendore negli anni. Per recuperare il prestigio della famiglia, aveva bisogno di qualcosa di straordinario. E quella bambina dagli occhi curiosi, che ascoltava tutto e dimenticava niente, sembrava essere il dono che cercava. Quando Elena aveva solo 7 anni, il padre la affidò a Giovanni Battista Fabris, il parroco della chiesa di San Luca, un uomo colto e attento. Fabris rimase stupito subito. La piccola imparava in pochi giorni ciò che ad altri ragazzi richiedeva settimane. Quello che Fabris vide in lei convinse il padre a fare una scelta che pochi avrebbero fatto. A Venezia, le famiglie nobili davano ai figli maschi un'istruzione seria, mentre le figlie femmine imparavano a cucire, a pregare e ad aspettare un buon matrimonio. Elena era diversa e suo padre lo aveva capito. Invece di fermare quella curiosità naturale, Giovanni Battista la incoraggiò. Chiamò i migliori studiosi della città, un esperto di latino, un maestro di greco antico, un professore di teologia. Per Elena non c'era orario fisso, non c'era una sola materia, e lei, per la prima volta, aveva intorno a sé persone che non la fermavano, anzi, la spingevano avanti. Ma crescere con quel talento non era semplice. Elena viveva in un mondo che applaudiva la sua intelligenza come se fosse qualcosa di raro e strano, come un fiore che cresce nel posto sbagliato. Le persone che la incontravano restavano senza parole, ma raramente si chiedevano cosa significasse davvero per lei portare quel peso ogni giorno. Era ammirata, studiata, mostrata agli ospiti importanti come si mostra un quadro prezioso. E lei, in silenzio, tra le candele di un palazzo veneziano e il rumore lontano dei canali, continuava a leggere, a imparare, a cercare qualcosa che andasse molto più lontano del semplice stupore degli altri. A 18 anni, Giovanni Battista pagò una somma enorme, più di 100.000 ducati, per iscrivere Elena e i suoi fratelli nel libro d'oro della nobiltà veneziana. Era un gesto di orgoglio, ma anche una dichiarazione. Quella figlia
non era solo una curiosità, era il futuro del nome Cornaro. Elena, però, stava già guardando altrove. Tra i libri e le preghiere, stava costruendo un mondo tutto suo, fatto di idee e di silenzio, lontano dai calcoli del padre e dalle regole della città. Il suo cammino era appena cominciato e nessuno sapeva ancora dove avrebbe portato. Con il passare del tempo, il nome di Elena aveva cominciato a superare i muri di casa Cornaro. Gli studiosi che la incontravano una volta tornavano a cercarla, i dotti la consultavano e i salotti più importanti di Venezia la invitavano come si invita qualcuno di cui tutti vogliono dire di aver fatto la conoscenza. Lei rispondeva sempre con quella calma precisa che lasciava gli altri senza parole. Ma dentro di lei, lontano da tutto quel rumore, stava succedendo qualcosa di diverso. A 19 anni fece una scelta che sorprese molti. Prese i voti come oblata benedettina. Non era una monaca, non entrava in un convento, ma sceglieva di consacrare la sua vita a Dio, pur rimanendo nel mondo. Per lei non era una rinuncia, era un equilibrio. La fede e il sapere non erano in contrasto, erano due modi di cercare la verità. Quell'Elena, che i salotti veneziani ammiravano per la sua intelligenza, era anche una donna profondamente religiosa, che pregava con la stessa intensità con cui leggeva Aristotele. Era in questo periodo che Elena conobbe Carlo Rinaldini, un professore di filosofia e matematica dell'Università di Padova. Rinaldini era uno studioso serio, abituato a uomini di lettere, e quando incontrò Elena rimase colpito. Cominciò a frequentare casa Cornaro con regolarità e tra i due nacque un rapporto di vera stima intellettuale. Fu lui a guidarla nello studio della filosofia con metodo e rigore, e fu lui a capire che quella donna aveva qualcosa che andava ben oltre la curiosità di una nobile istruita. Nel 1669, grazie all'appoggio di Rinaldini, Elena fu accolta nell'Accademia dei Ricoverati di Padova, la prima donna a varcare quella soglia. Ma fu solo l'inizio. In poco tempo, le accademie più importanti d'Italia la vollero tra i loro membri e la sua fama cominciò ad attraversare i confini. Studiosi stranieri facevano lunghi viaggi solo per incontrarla. Un cardinale tedesco la scrisse per chiederle aiuto su un problema di geometria e a Venezia, davanti a una platea di dotti in silenzio, tenne una disputa pubblica di filosofia in greco e in latino. E nessuno, quella sera, aveva più nulla da obiettare. Eppure, anche in mezzo a tutto questo riconoscimento, Elena restava una figura sola. Lei preferiva il silenzio dei libri all'applauso dei salotti. E dentro di lei cresceva un desiderio preciso. Non voleva essere solo guardata, voleva essere riconosciuta. E per questo qualcuno stava già preparando la strada verso lo studio più antico d'Italia. Era il 1677 quando Giovanni Battista Cornaro fece una richiesta ufficiale all'Università di Padova. Sua figlia Elena doveva ricevere la laurea in teologia. Non era una richiesta qualunque. Era la prima volta nella storia che un padre chiedeva una laurea per una figlia in una delle università più antiche e rispettate d'Europa. I professori dello studio padovano si erano già confrontati con la mente di Elena, sapevano quanto valesse. Il collegio sembrava orientato ad accettare, ma c'era una persona la cui approvazione era indispensabile e quella persona non era disposta a cedere facilmente.
Il cardinale Gregorio Barbarigo era il vescovo di Padova e all'epoca aveva anche il controllo dell'università. Senza la sua firma, nessuna laurea poteva essere assegnata. Quando ricevette la richiesta dei Cornaro, la sua risposta fu immediata e secca. Disse che dare una laurea a una donna era qualcosa che il mondo accademico non era pronto ad accettare e che avrebbe messo l'università in una posizione difficile davanti a tutti. Non importava quanto Elena sapesse, non importava quante accademie l'avessero accolta, non importava che studiosi di tutta Europa venissero a consultarla. Agli occhi di Barbarigo, il solo fatto di essere donna bastava per chiudere la questione. Era un rifiuto che sembrava definitivo, ma Giovanni Battista non si arrese. Lui che aveva pagato 100.000 ducati per dare un nome alla sua famiglia. Lui che aveva costruito tutta la sua speranza su quella figlia. Non era il tipo da accettare un rifiuto senza combattere. Insieme a Rinaldini lavorò per mesi a trovare un compromesso. Alla fine, Barbarigo accettò una soluzione di mezzo. Elena poteva laurearsi, ma non in teologia. La laurea sarebbe stata in filosofia. Era meno di quello che volevano, ma era comunque qualcosa che non era mai successo prima. E quel qualcosa, quella mattina di giugno, stava per diventare storia. Alle 9 del mattino di sabato, 25 giugno 1678, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia entrò nella cappella della Beata Vergine del Duomo di Padova. Aveva 32 anni. Alcune cronache dicono che quel giorno erano presenti più di 30.000 persone, studenti, professori, nobili, curiosi venuti da tutta la regione. Elena discusse 2 tesi su Aristotele davanti al Sacro Collegio dei Medici e dei Filosofi. Parlò con chiarezza e precisione, senza esitare, con la voce ferma di chi ha passato anni interi a prepararsi per quel momento. Ogni risposta era esatta, ogni argomento ben costruito. Quando finì, il silenzio durò un momento. Poi arrivò l'applauso, forte e lungo, come quello che si riserva a chi ha appena fatto qualcosa di grande. Quando l'applauso si quietò, fu il momento di Rinaldini. Con le proprie mani consegnò a Elena le insegne dottorali. Il libro, simbolo della dottrina, l'anello, che rappresentava le nozze con la scienza, il manto di ermellino, che indicava la dignità del dottorato, e la corona d'alloro, il segno del trionfo. Sul verbale scritto in latino, il nome di Elena comparve con parole al femminile che non erano mai state usate prima in quel documento. Magistra et doctrix philosophiae, maestra e dottoressa di filosofia. Per lei era un riconoscimento atteso da anni. Per il mondo era un momento che non si sarebbe ripetuto presto, ma che nessuno avrebbe potuto cancellare. Al centro di questa vicenda c'è anche il peso di quello che accadde dopo, nell'ombra di quel trionfo. Quando Elena tornò a casa con la corona d'alloro, il mondo sembrava pronto a cambiare. Ma pochi mesi dopo quella stessa cerimonia, un'altra donna cercò di fare lo stesso e le fu negato. I riformatori dello studio inviarono una sanzione ufficiale per impedire che si ripetesse. La laurea di Elena fu subito considerata un caso isolato, qualcosa di straordinario ma non ripetibile. Non cambiò le regole, non aprì le porte. Rimase sola, quel primato, come una finestra aperta per un istante, e poi subito richiusa. Eppure, fuori da quelle aule, il nome di Elena continuava a viaggiare. Si trasferì a Padova dopo la laurea,
andando ad abitare nel Palazzo Cornaro, vicino alla Basilica del Santo, e lì le visite non si fermarono. La sua fama aveva attraversato i confini italiani ed era arrivata fino negli Stati Uniti, dove anni dopo la sua immagine sarebbe comparsa in una grande vetrata di una biblioteca universitaria come simbolo della donna che aveva osato studiare. Ma lei non cercava tutto questo. Continuò a studiare con la stessa intensità di sempre, a pregare, a vivere in quel modo sobrio che aveva scelto fin da giovane. Il suo corpo, però, non la seguiva. Gli anni di studio senza sosta, le veglie notturne, le pratiche di penitenza che si imponeva per la sua fede avevano lasciato il segno. Si ammalava spesso, per settimane intere, e si riprendeva solo per ricominciare. Padova la accolse come una figura da rispettare, ma il tempo che le rimaneva non era molto. Fino all'ultimo, Elena non smise di studiare. Il 26 luglio 1684, a soli 38 anni, chiuse gli occhi per sempre a Padova. Fu sepolta nella chiesa di Santa Giustina, in quella città che le aveva dato il suo momento più grande. Suo padre, addolorato, fece erigere un grande monumento in suo onore nella Basilica del Santo, come ultimo gesto di un uomo che aveva creduto in lei fino alla fine. Ancora oggi, nel cortile antico del Palazzo Bo di Padova, ai piedi dello scalone Cornaro, si trova una statua che la ritrae. La guarda chi arriva all'università, chi inizia gli studi, chi si prepara a sostenere un esame. E lei è ancora lì, silenziosa, pietra e memoria, in quella città che prima le disse no, e poi le diede l'eternità. Nel 1978, 300 anni dopo quella laurea, Padova la ricordò con cerimonie e convegni che riunirono studiosi da tutto il mondo. E il suo nome è arrivato ancora più lontano. La NASA ha dato il suo nome a un cratere del pianeta Venere, lasciandoci con l'immagine di una donna veneziana del Seicento che oggi porta il suo nome fino agli angoli più lontani del cielo. Così finisce la nostra storia di oggi, la storia di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Elena non cercava di cambiare il mondo, voleva solo studiare, capire, sapere. Eppure, proprio perché lo ha fatto con tanta determinazione, ha lasciato qualcosa che non si può togliere, la prova che era possibile. Una prova scomoda per molti, ignorata per decenni, ma reale. La sua laurea non aprì subito le porte alle donne. Ci vollero ancora decenni e poi secoli prima che quella porta tornasse ad aprirsi davvero. Ma lei c'era, in quel giugno del 1678, con la corona d'alloro in testa. Ed è ancora lì, in quella statua di Padova, silenziosa e presente. Se anche tu ami l'Italia e vuoi scoprire le storie che rendono unico il nostro paese, resta con noi. Ogni settimana un nuovo racconto ti aspetta, qui su Il Cuore d'Italia.